Eccoci nuovamente in studio, siamo in diretta in questa lunga diretta che ci accompagnerà fino alle 16 per poi dare spazio come sempre alle lezioni di ginnastica dolce, zumba, tai chi alla Santa Messa delle 18. Tanti messaggi che ci stanno arrivando in redazione. Tantissimi messaggi che riguardano proprio la richiesta di dove andare a reperire le nuove mascherine che sono state donate, prodotte e donate da Grafica Veneta, dall'azienda padovana leader mondiale proprio nella stampa e nella grafica e ancora, ripeto, non abbiamo notizia sulle modalità di distribuzione, su dove andarle a reperire, ma senz'altro appena avremo qualche indizio, qualche novità, qualche informazione più specifica ne daremo notizia, ne daremo nota nei nostri telegiornali. Di conseguenza voi continuate a seguirci, continuate a essere con noi e avrete poi passo passo proprio tutte le notizie proprio in tempo reale. E parlando proprio di mascherine, io chiedo alla regia se riesce a inviare il video in cui una nostra collega, la nostra Ilaria Marchiori, si infila e insegna come mettersi questa mascherina. Vediamola assieme. Vediamo se lo trovano. Intanto che io aspetto che la regia... Il primo. Allora, intanto io comincio a leggere alcuni messaggi che sono arrivati alla nostra redazione. Buonasera, potete inoltrare il messaggio urgente al signor Zaia? A noi, personale ATA della scuola, chi garantisce la nostra sicurezza dal coronavirus? Ecco, ho saputo che mandano appunto nelle varie aziende e fabbriche lo Spisal, per quale motivo non lo mandano anche nelle scuole? In realtà, vogliamo ricordarlo, questo è un messaggio che era già stato anche divulgato forse da un'altra scuola. I controlli dello Spisal sono portati avanti nelle aziende, si comincia con le aziende con gran numero di dipendenti e poi si va via via con quelle con minor numero di dipendenti. Sono iniziati ieri, stanno andando avanti a tappeto in tutta la regione, di conseguenza insomma i controlli vengono fatti e sappiamo tra l'altro che nelle singole scuole è arrivato anche proprio l'obbligo di sanificare gli ambienti in questi giorni in cui i ragazzi non sono presenti nelle varie aule e quindi c'è la sanificazione che è stata fatta praticamente fin da subito e che continua poi settimana per settimana per disinfettare, pulire, sanificare tutte le scuole dalle materne in su. Vediamo adesso se è arrivato il video, perfetto, ecco, della regia mi dà la conferma, la nostra collega Ilaria Marchiori che si infila la mascherina e mostra com'è questa mascherina. È davvero molto comoda, anche perché la questione che si possa chiudere attraverso le orecchie è importante, è uno degli aspetti che hanno voluto sottolineare, dal momento che quelle con gli elastici, soprattutto quelle che si devono allacciare dietro proprio nella zona della nuca, sono molto complicate, cioè insomma non è che siano complicate, però creano più difficoltà. Queste che invece si possono mettere dietro le orecchie sì, sono più immediate e soprattutto stanno anche più facilmente di sopra, mentre le altre potrebbero o slacciarsi, a volte alcune con gli elastici si possono rompere, mentre questa è davvero molto comoda, permette di respirare, quindi anche perché c'è anche questo aspetto, no, in questo periodo che riguarda le mascherine, c'è chi magari soffre di claustrofobia e quindi magari si sente costretto, fa fatica a tenerle, invece con questa che ha questa dimensione che è abbastanza grande è molto più facile anche riuscire a respirare, non sentirsi troppo costretti. È consistente perché è abbastanza rigida, però allo stesso tempo è anche morbida, quindi ci si sente davvero bene, davvero a proprio agio, e questo direi che è molto importante anche proprio per il fatto di tenerla il più possibile quando si esce o se si hanno dei contatti eventualmente anche in casa.
Ribadiamo che non è un presidio medicale, questo lo ribadiamo per chi non ci avesse ascoltato prima o per chi non avesse sentito le parole del governatore Zaia, ma non si esclude che si possa invece arrivare anche a questo nei prossimi giorni attraverso tutto il lavoro e tutte le sperimentazioni che stanno continuando a fare in azienda. Volevo anche aggiungere un'altra cosa che è importante, si può indossare anche con gli occhiali da vista che spesso si appannano, perché con altri tipi di mascherine si rischia che si appannino. Succede a moltissime persone che indossano gli occhiali da vista, infatti li ho tenuti appositamente proprio per questo motivo. Con questa mascherina non succede, quindi si possono tranquillamente portare anche gli occhiali da vista, è importante anche questo. Una mascherina semplice, abbiamo visto, da indossare, semplice da tenere, e adesso stiamo aspettando tutti quanti con ansia il momento in cui saranno tutte queste mascherine, questi 2 milioni di mascherine saranno distribuite in regione. Si parlava poco fa della sanificazione delle scuole. In realtà sono partite anche, oltre a quelle delle strutture scolastiche, sono partite le sanificazioni, le pulizie straordinarie anche delle strade, dei marciapiedi, delle piazze in quasi tutte le città della nostra regione, anche a Padova. Hanno iniziato al mattino presto dopo aver caricato nei loro serbatoi acqua e candeggina. Il sindaco di San Giorgio delle Pertiche ne ha ordinati 3.000 litri che vengono diluiti nell'acqua. Poi, con gli irroratori, barre e nebulizzatori installati sui trattori, via la disinfezione delle aree pubbliche, strade, piste ciclabili, piazze. Partiamo con 5 mezzi stamattina guidati da 5 giovani imprenditori agricoli che sanificheranno le nostre strade con un composto di acqua e un 4-5% di candeggina. E questo è appunto possibile grazie a questa sinergia, a questa iniziativa voluta da Coldiretti, che parte proprio oggi da San Giorgio delle Pertiche e che arriverà anche in tutti gli altri comuni qua del circondario nei prossimi giorni. La prima task force di Coldiretti è composta da 5 agricoltori volontari, tutti under 30, partiti dallo stadio comunale di San Giorgio delle Pertiche con i loro trattori sotto la supervisione di sindaco, vigili urbani e protezione civile. Adesso passiamo con i trattori che di solito utilizziamo per i carri per disinfettare le strade, i comuni, le piste ciclabili. Siamo qui nel comune di San Giorgio delle Pertiche per affrontare questa emergenza coronavirus e dare un contributo con le nostre macchine per sanificare le strade. Siamo felici di essere qua a dare una mano fare il nostro bisogno, insomma, per il nostro comune. Speriamo di fare il meglio possibile, speriamo che questa epidemia passi e mi auguro tutto il meglio. I trattori possono operare nelle città e nei paesi, riuscendo a raggiungere anche le aree più interne e difficili, dove i mezzi industriali sono in difficoltà per le ridotte dimensioni delle carreggiate e per le pendenze delle strade. Una mobilitazione che rafforza l'impegno degli agricoltori in questo difficile momento di emergenza, con oltre 60.000 aziende agricole venete impegnate per garantire continuità delle forniture alimentari alla popolazione. Una comunità che si dimostra sempre più unita, sempre più all'altezza di fronteggiare questa emergenza con tutte le forze in campo, e questa è veramente una bella dimostrazione. E è sceso in campo anche il mondo dello sport. A parlare è l'ex giocatore di pallavolo, oggi allenatore, Lorenzo Bernardi, Lollo Bernardi. Ciao amici, una piccola premessa: io non sono nessuno per fare la morale, però volevo condividere con voi alcune considerazioni che ho fatto in questi giorni. Nel mio vissuto, nella mia storia da professionista, nel mio passato da giocatore e poi da allenatore, ci sono stati 2 elementi che sono stati determinanti affinché noi come squadra potessimo raggiungere determinati risultati, e questi risultati spesso e volentieri sono state delle vittorie. Questi 2 ingredienti, questi 2 componenti che per mio modo di vedere sono essenziali, sono stati il rispetto delle regole e il rispetto dei ruoli. Il rispetto delle regole cosa significa? Qualcuno sopra di noi ci ha dato delle regole da seguire in questi giorni, per il bene di tutti, per il bene nostro, per il bene di chi è malato, per il bene di chi, poveretti, sono in prima linea e che sono distrutti, sono esausti, hanno le piaghe sul viso per le mascherine che devono portare tutti i giorni, che non riescono a vedere i propri familiari, i propri figli, e che soprattutto hanno un pericolo di contagio elevatissimo.
Tantissimi di questi sono già stati contagiati, quindi il rispetto delle regole diventa essenziale. La regola che ci hanno dato è molto semplice: rimaniamo a casa. Se vogliamo vincere questa battaglia, dobbiamo rimanere a casa. L'altro è il rispetto dei ruoli. E ve lo spiego in maniera molto semplice. A me hanno sempre insegnato due cose. Quello che tu non puoi controllare, lascialo fare agli altri. E in questo caso sono gli scienziati, chi studia le epidemie, i dottori, i primari, gli infermieri, tutti coloro che sono in prima linea. Noi, da quel punto di vista, possiamo fare molto poco. Però mi hanno detto: concentrati molto e fai nel miglior modo possibile quello che dipende da te. E quello che dipende da noi è molto semplice. Amici, rimaniamo in casa. Non stiamo scherzando. Se vogliamo vincere questa guerra, dobbiamo rimanere a casa. Ciao e buona giornata. Abbiamo sentito, non stiamo scherzando, no, in effetti non si sta scherzando, tante persone ancora stanno prendendo con superficialità questo forte appello, fortissimo appello che tutti stiamo lanciando, perché anche noi stiamo cercando proprio di farvi capire l'importanza dello stare in casa per proteggere voi stessi e proteggere tutte le persone che ci stanno, che vivono nella nostra comunità. Di conseguenza diventa un impegno per noi e per il prossimo fondamentale. Basta poco, basta però considerare l'importanza dello stare a casa. E tra l'altro questo momento così difficile, questo momento così intenso, particolare, sta però tirando fuori tanti lati positivi, a cominciare proprio dal fatto di essere disponibili, dal fatto di aver voglia di donare a chi ha più bisogno. Nello specifico c'è un gruppo di imprenditori del Bassanese che già da tempo si è impegnato per raccogliere fondi e donare attrezzature di ultimissima generazione di altissima tecnologia all'ospedale di Bassano, al San Bassiano e dell'ULSET Pedemontana, e adesso si sta attivando per dare una mano concreta con nuove strumentazioni da donare agli ospedali dell'ULSET, al San Bassiano nello specifico. Vediamo. Siamo tutti uniti nella battaglia contro il male invisibile, il coronavirus. Aiutiamo i nostri malati, aiutiamo il nostro ospedale a sopravvivere a questa pandemia. Associazione Helios, per questa emergenza, sta raccogliendo fondi per acquistare ventilatori, 10 letti da terapia semi-intensiva, 10 letti di terapia intensiva, un ecografo, 20 pulsiossimetri per dipartimento emergenza, per pediatria, per reparto ricoveri positivi, un sistema di broncoaspirazione e fibroendoscopio, monitor multiparametrici. Partecipa anche tu con un contributo all'Associazione Helios. IBAN IT 25 U05 38 76 02 600 000 3534 5382. Contribuisci per vincere insieme. Una gran bella iniziativa che, ripeto ancora una volta, vede coinvolti tutto il mondo dell'imprenditoria locale, che si sta attivando per essere d'aiuto concreto all'ospedale, al San Bassiano, con tutta la serie di attrezzature che sono state acquistate proprio dagli imprenditori del Bassanese per venire in aiuto e rafforzare ancor più la struttura ospedaliera. E al proposito adesso prendiamo una parte positiva, una parte più leggera, diciamo così, perché è vero che tutti quanti dicono state a casa assolutamente, non dovete uscire di casa, però non stiamo in casa fermi sul divano, seduti sul divano, in movimento. E allora c'è una proposta che ha lanciato la sindaca di Valle di Cadore, tra l'altro ex campionessa di calcio femminile, che non intende stare senza far niente in casa e coinvolge tutti quanti i suoi contatti social. Vediamo come. Io resto a casa e voi con me, ma scordatevi il divano, perché le lezioni di fitness con la sindaca di Valle di Cadore sono molto più di una passeggiata. L'appuntamento è ogni sera in diretta Facebook alle 18. Partiamo con la corsa calciata come ieri, però continua, pronte? Via! Stiamo facendo, ragazzi? Dai! Sì, è stata così un'idea che mi è venuta, dico la verità, a forza di vedere su Facebook
quelle vignette di come saremo dopo la quarantena, no? Un po' tutte più cicciottelle così, allora ho detto qua bisogna inventarsi qualcosa, uno per passare certamente un momento di spensieratezza, e poi perché no per provare insomma a fare un po' di movimento tutti insieme. Con Marianna Hofer non si improvvisa, la sindaca ha alle spalle una carriera da calciatrice professionista, con la maglia della nazionale ha giocato nel ruolo di attaccante nell'Under 18 e Under 20 e nel suo palmarès c'è lo scudetto con la Fiamma Monza. Ho giocato parecchi anni, soprattutto via dal Veneto, quindi in Lombardia, regione adesso molto colpita, sono in contatto anche con delle ex compagne che vivono proprio in Val Seriana e quindi sì, è anche un momento, dico la verità, per ritrovarsi dopo tanti anni. In questi giorni complicati per tutti, il Comune si sta dando da fare per sollevare i cittadini dalle necessità quotidiane, come fare la spesa e acquistare i farmaci. Abbiamo istituito con il Comune questo servizio a domicilio e la portiamo volentieri. Poi devo dire che i miei concittadini sono abbastanza rispettosi delle regole. Il messaggio che si vuole trasmettere anche con le mie lezioni divertenti di ginnastica è proprio quello che dobbiamo stare a casa, insomma. Adesso facciamo il piccolo squat col saltello, via! Ecco, avete visto questa sindaca ex campionessa di calcio, insomma, che coinvolge tutti quanti i suoi amici di Facebook in queste lezioni di ginnastica per non annoiarsi e non stare fermi seduti sul divano. È arrivata appena adesso una nota proprio dalla Regione Veneto che interesserà tutti voi, riguarda proprio il discorso della distribuzione delle mascherine. La presente, proprio la leggo papale, la presente per comunicarvi che dalla data odierna sarà avviata la consegna di mascherine filtranti prodotte, questi dispositivi verranno consegnati in pacchetti alle vostre amministrazioni comunali tramite il volontariato della protezione civile. Si raccomanda di garantirne la distribuzione in maniera massimamente capillare, cosa che potrà essere fatta attraverso i gruppi comunali di protezione civile o altre associazioni di volontariato presenti nel vostro territorio. Per adempiere a ciò suggerisce come metodo sia la distribuzione a domicilio che quella nei luoghi di transito, quindi davanti agli uffici pubblici o ai supermercati. Di conseguenza, insomma, questo messaggio che è stato divulgato nello specifico dall'assessore Giampaolo Bottacin, assessore regionale alla protezione civile, in cui dice che appunto prossimamente verranno consegnate proprio alle varie amministrazioni comunali e poi da qui saranno i singoli sindaci, i singoli amministratori che incaricheranno nello specifico la protezione civile, però poi abbiamo sentito anche altre associazioni di volontariato per distribuirle il più possibile, nella maniera più capillare, a livello domiciliare e anche davanti ai vari uffici pubblici come possono essere le poste o davanti anche ai supermercati. Ecco, quindi a brevissimo ci sarà la possibilità di entrare in dotazione di queste mascherine di cui proprio oggi abbiamo dato notizia nel corso della conferenza stampa che abbiamo trasmesso in diretta dalla sede regionale della protezione civile con il governatore Zaia. Adesso invece andiamo sull'altopiano e sentiamo le parole del sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern. Allora vediamo assieme. Buongiorno a tutti, con questo video voglio rispondere alle molte persone che mi stanno contattando in privato richiedendo informazioni relativamente allo stato di emergenza che stiamo vivendo. È una situazione grave, è quella che è in corso presso il nostro ospedale dove c'è l'unico focolare di coronavirus presso il reparto di medicina e dove sono state attuate tutte le precauzioni necessarie per poter isolare 16 pazienti su 19 e per poterli tenere lontano dai loro familiari e il più possibile dal personale sanitario, il quale sta prestando la propria attività professionale con grande dignità e grande serietà, mettendo a rischio la propria incolumità. Per questo, a nome dell'amministrazione comunale, voglio ringraziare tutti i medici e gli operatori sanitari che stanno lavorando in questo momento in una situazione di emergenza. Il nostro ospedale lavora a ranghi ridotti, è cessata l'attività operatoria dell'ortopedia, della chirurgia, mentre è operativo pienamente il pronto soccorso e anche il punto nascite. Usciremo anche da questa emergenza, per questo voglio appunto diffondere un messaggio di positività, perché noi tutti attraverso lo sforzo comune riusciremo a superare questo momento critico impegnandoci a rimanere presso le nostre abitazioni ed isolandoci
impedendo così al virus di diffondersi. Ringrazio la Protezione Civile per questo importante lavoro che sta svolgendo a favore delle persone che hanno bisogno, portando i pasti caldi e la spesa a domicilio. Ringrazio il personale del Comune che sta svolgendo un'attività importante, sia pure in silenzio, a supporto di tutta la comunità. Grazie a tutti voi e vi esorto a rispettare le regole che sono imposte dal governo, uscire il meno possibile di casa e evitare inutili allarmismi e futili discussioni che in questo momento nuociono alla serenità di tutti. Abbiamo sentito il sindaco di Asiago, le sue parole che vogliono spiegare, illustrare com'è la situazione, una situazione certo preoccupante, ma una situazione che se portata avanti in maniera intelligente, in maniera ragionata e soprattutto molto cauta si riesce a gestire nel migliore dei modi. Ma quando si parla di coronavirus c'è tutta una fascia che da una parte è molto ligia, molto rispettosa delle regole e sono i bambini, però ai bambini bisogna anche cercare di spiegare in qualche maniera che cos'è il coronavirus. Vediamo. Il coronavirus è così piccolo che serve un microscopio speciale per vederlo. Si chiama così perché è rotondo e ha tante cosine intorno che assomigliano a delle corone. Il virus è un po' particolare, non mangia e non fa la cacca. Per vivere ha bisogno di stare appiccicato alle persone. Entra dal naso, dagli occhi o dalla bocca e pluf è dentro al nostro corpo, così ci ammaliamo. Per fortuna però il nostro corpo sa proteggersi. Delle cellule si ribellano al virus e cercano di buttarlo fuori. Queste cellule sono il sistema immunitario. Di coronavirus ce ne sono tanti tipi simili, come se fossero sorelle o cugini. Questa volta però ne è saltato fuori uno nuovo, mai visto prima. Il nostro sistema immunitario non lo conosce e non sa come fare a buttarlo fuori. Per questo motivo molte persone stanno tanto male. Alcuni si ammalano appena, per esempio noi bambini. Ma anche se noi non ci ammaliamo tanto, portiamo in giro il virus che salta dentro agli altri adulti, per esempio genitori, nonni o insegnanti. Per questo hanno chiuso le scuole. Siccome non ci sono medicine e non ci sono vaccini, l'unico modo per fermare il virus è farlo smettere di saltare da una persona all'altra. Dopo un colpo di tosse o uno starnuto, il virus viaggia nelle goccioline che rimangono nell'aria. Poi si appoggiano per esempio sulla maniglia della porta e se noi la tocchiamo e poi ci mettiamo le mani sulla bocca o sul naso, pluf, il virus è dentro e zac, ci si ammala. La regola numero 1 è lavarsi spesso le mani, bene e a lungo. Io canto sempre 2 volte, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Quando starnutiamo, sempre dentro al gomito e mai nelle mani. Le dita nel naso e le mani in bocca proprio no. E poi dobbiamo stare lontani almeno 1 metro dalle altre persone, perché le goccioline con il virus rimangono intorno a chi è ammalato. Ma la cosa che funziona meglio è stare a casa, almeno per un po' di tempo, così il virus si annoia a morte. Non ha nessuno a cui appiccicarsi e alla fine se ne va. Abbiamo visto informazioni puntuali, semplici, precise, che interessano i bambini, in realtà interessano un po' tutti, perché questa spiegazione riguarda non soltanto i bambini, riguarda tutti noi indistintamente. La raccomandazione: restate a casa, la raccomandazione a uscire solo ed esclusivamente per necessità, di conseguenza per motivi di salute, per andare a fare la spesa, per andare a lavorare, è una necessità, e quindi specificare sempre la motivazione nel momento in cui veniate fermati.
Parliamo adesso proprio della spesa, il vero e proprio assalto ai supermercati che continua a verificarsi un po' in tutte le città, un po' in tutti i supermercati, c'è sempre la ressa di persone all'esterno per cercare di accaparrarsi più merce possibile. Allora siamo andati a vedere, proprio abbiamo chiesto all'esterno di un supermercato com'è la situazione e la gente cosa compra. Bassanesi alle prese con il supermercato. Un'inchiesta ha rivelato che in realtà si va a fare la spesa tanto quanto prima, spesso acquistando provviste per numerosi giorni. Frutta e verdura un giorno e resto qui, supermercato più vicino, pasta, riso, quello che serve, formaggi e queste cose qua. Sì. Cibo, poi dei fogli per compiti e studio, molto interessante. Quindi sei venuto a piedi o in macchina? No, in macchina. Frutta, verdura, le cose normali. E ogni quanto viene? Ogni 3, forse ogni 3 giorni. Un po' di tutto, frutta, verdura, pasta, niente in particolare, un mix. Ogni quanto viene a fare la spesa? Una volta alla settimana? Sì. Ma sempre, no? Solo per queste occasioni. Quindi lei tutto il resto sta a casa? Sì, per forza, mi toccano un'alternativa. Un po' di carne, un po' di alcolici, un po' di pasta per mangiare e passare il tempo. Gli alcolici più del normale? No, una media. È che avevo finito tutto e l'ho dovuto prendere. Sei venuto in macchina? Sono venuto in macchina, ma abito qua vicino. E ogni quanto tempo? Hai allungato i tempi o ristretti per venire qui? Diciamo ogni 5-6 giorni. Non mi muovo tanto ed è meglio stare a casa. Frutta, verdura, pasta, il pane, quello che mi serve per tirare una settimana. Ecco, l'abbiamo vista, la stiamo vedendo con la mascherina. Ha un po' paura? Sì, adesso un po' sì. E riesce a stare a casa? Sì, certo, bisogna. Il direttore del supermercato ci conferma che tutto procede al meglio, con gel per le mani, guanti a disposizione e accessi contingentati. Insalata, un po' di affettato e detersivi per la casa. Ecco, ogni quanto tempo viene al supermercato? Sarà stata metà settimana scorsa e sono venuto. Quindi sì. Lei non è che viene più spesso proprio perché così si fa la passeggiata? Io lavoro purtroppo in banca, quindi già mi muovo per lavoro che basta, quindi più resto a casa meglio è. L'autocertificazione in macchina. È la seconda autocertificazione, non la prima. E oggi l'hanno cambiata. Lei ha già l'autocertificazione nuova? Sì, me la sono scaricata. Le fa paura questo coronavirus? No, ci convivo, insomma. Ho avuto problemi di salute ben più gravi e di conseguenza non mi fa paura. Insomma, bravi bassanesi che cercano di muoversi il meno possibile. A proposito, sentivo questo signore che parlava della nuova autocertificazione. Voglio ricordare che abbiamo inserito anche nella nostra pagina Facebook la nuova autocertificazione, di conseguenza nella pagina Facebook di Rete Veneta chi vuole la può scaricare direttamente, quindi cerchiamo di dare anche un servizio, per quanto poco, che però diventa molto utile per le persone che magari non sanno dove andarla a trovare, a reperire. Nella nostra pagina social trova il modulo da scaricare, il modulo quello proprio ufficiale che arriva direttamente dal Ministero. Quindi noi siamo andati a vedere un po' la situazione davanti a un supermercato del Bassanese. E la città invece, il centro della città di Bassano, com'è? Piazze deserte, strade con pochissimo traffico. Del resto le forze dell'ordine impegnate nei controlli del Bassanese ci avevano detto che i bassanesi sono stati molto collaborativi in questo, tranne che per alcune denunce scattate per spostamenti senza reali necessità. Chi c'è in giro ha la borsa della spesa piena oppure fa jogging, attività motoria come previsto sempre dal decreto. Buongiorno, lei oggi è a piedi e dove sta andando? No, Pieri, adesso per il supermercato, solo per acqua, polo, verdure, eccetera. Ecco, lei è un turista o abita qui? No, mezzo abita a Bassano in America, mezzo. Dal suo osservatorio da americano, ecco, che cosa pensano gli americani in questo momento del nostro paese? Sì, con il CNN, tutti in televisione, in aeroporto, supermercato, mamma mia, is pandemonium, is crazy, is really bad, and
in Italia, italiano persone molto molto bene, calmati, relax, no nel supermercato, basta. Insomma, detta di un americano a Bassano, gli italiani si stanno mostrando un popolo con grande sangue freddo, coraggio e ubbidienza alle norme stabilite. But in Italia molto molto bene, persone calmati e tutte informazioni in televisione molto molto bene. E allora non resta che continuare a seguire il decreto e il buonsenso, come del resto non smette di raccomandare anche il nostro governatore Luca Zaia. E allora i messaggi che sono arrivati e che continuano ad arrivare alla nostra redazione. Salve, mio marito lavora ancora, abbiamo una casa abbastanza piccola, come facciamo? Allora dobbiamo chiedere a questa signora in realtà che cosa vuole sapere, nello specifico come facciamo. Dovete rimanere a casa in ogni caso. Il marito può continuare a lavorare, basta che rispetti tutte le regole che vengono richieste, soprattutto nel luogo di lavoro specifico, ovvero di indossare mascherina e tenere le distanze di sicurezza. Però per quanto riguarda distanze di sicurezza, mascherina, è il datore di lavoro di suo marito che deve impegnarsi a tutelare e garantire la sicurezza dei suoi lavoratori e di se stesso anche. Nei supermercati non vengono rispettate le regole, la gente è come un gregge, regolate le aperture della domenica, la domenica bisogna chiudere, controllate con l'esercito i supermercati. Questa è una richiesta davvero che è portata poi alle estreme conseguenze, perché la richiesta di controllare addirittura con l'esercito i supermercati è una richiesta molto forte. In realtà però è vero, perché prima abbiamo visto le immagini del supermercato di Bassano del Grappa e sia le persone all'interno che tantissimi dei clienti indossavano la mascherina, e questo dovrebbe essere un po' quello che fanno tutti quelli che vanno a fare la spesa, sia i clienti ma anche gli stessi cassieri, per tutelare se stessi soprattutto, e tutelare anche il prossimo. Dovrebbe essere una cosa che di norma, di regola si tiene in tutti i supermercati. Purtroppo sappiamo che non è così, ci sono alcuni che davvero sono molto ligi e questi sono da premiare, anche perché bisogna ricordare che il ruolo ricoperto da chi lavora in un supermercato, cassieri o chi si trova dietro il bancone, hanno un contatto diretto con tantissime persone ancora oggi, di conseguenza anche loro si trovano in un momento molto rischioso, molto pericoloso, ad affrontare questo momento difficile. Bisogna che tutti quanti nel nostro piccolo facciamo la nostra parte, di conseguenza mascherine in tutti i supermercati, da parte di chi ci lavora, da parte di chi entra. Ci vuole poco, basta poco. Adesso poi tra l'altro abbiamo sentito, abbiamo letto la nota che è stata divulgata direttamente dalla Regione del Veneto in merito alla distribuzione di queste nuove mascherine che sono state realizzate, prodotte dalla Grafica Veneta, dalla padovana azienda leader nella stampa e nella grafica Veneta, appunto, che ha realizzato questi 2 milioni di mascherine. Verranno distribuite, questione di ore, nei vari comuni e poi saranno proprio gli amministratori che, grazie alla Protezione Civile o grazie alle varie associazioni di volontariato, andranno a portarle a livello domiciliare dove possibile, e se no le distribuiranno davanti ai punti principali, davanti alle poste, davanti ai supermercati. Di conseguenza adesso, per quanto riguarda la distribuzione gratuita di queste mascherine, è davvero questione di poco tempo. Ci si sta muovendo, la Regione si sta muovendo per portarle in tutti i comuni del Veneto, e poi saranno proprio gli amministratori che grazie a Protezione Civile e volontari andranno a distribuire il tutto. E un appello, torniamo sull'altopiano. Abbiamo sentito prima il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern, andiamo adesso a Rozzo. Noi abbiamo una situazione di 7 casi positivi al coronavirus su 650 abitanti, capite che statisticamente sono tanti. Stanno bene fortunatamente, sono dei sanitari che l'hanno contratto purtroppo sul posto di lavoro, quindi quel posto che doveva essere più sicuro in realtà poi non si è rivelato così. Comunque stanno bene, li stiamo assistendo per quello che ci compete come da accordi con le autorità. Ecco, il mio invito è questo alle persone, perché vedo ancora signore che chiacchierano in paese, si incontrano senza magari rispettare le distanze, bambini che giocano, per carità va benissimo, però stiamo attenti perché vedo bambini con il telefonino in mano. Ecco, un dettaglio: il telefonino, per favore, pulitelo, igienizzatelo,
è una fonte terribile di trasmissione eventuale di questo coronavirus. Quindi il telefonino, le maniglie, lasciamo fuori le scarpe dall'abitazione o comunque dalle stanze quelle più delicate dove viviamo, perché non sappiamo ancora la vita reale di questo virus, quindi se non altro almeno abituiamoci per adesso a far così, a lasciarle fuori. E per il resto, ecco, credo di poter dire, dovremmo ragionare come fossimo tutti positivi di coronavirus. Siamo positivi dentro perché vogliamo vincerlo, ma se fossimo tutti positivi, appunto, ragioniamo così. Sono positivo, quindi devo stare attento a non contaminare gli altri e gli altri devono stare attenti a non contaminare me. Quindi quando andiamo su un negozio, un posto di lavoro, eccetera, mettiamoci la mascherina per favore, perché non sappiamo se lo siamo o non lo siamo e forse non lo sapremo mai e passerà sicuramente, ce la faremo, e prima di tutto dobbiamo rispettare queste regole e più le rispettiamo prima finirà tutto. Ecco, a proposito delle mascherine, prima appunto avevo dato notizia al discorso che verranno distribuite a breve e c'è chi già ci chiede se potranno venire distribuite esclusivamente in maniera domiciliare, casa per casa, perché c'è questo nostro telespettatore che dice se venissero portate in strada, distribuite, consegnate davanti ai supermercati o uffici postali si creerebbe assembramento, quindi si andrebbe ad andare contro quello che è tutta questa richiesta di mantenere le distanze di sicurezza. Quindi adesso vedremo come la protezione civile, in accordo con i vari comuni e le varie associazioni di volontariato, si metteranno d'accordo e riterranno opportuno attuare questo sistema di distribuzione. E poi riferito alla questione dei supermercati di cui avevo parlato poco fa, c'è una nostra telespettatrice che dice che in un supermercato di Cornedo non è vero che utilizzano tutti quanti gli strumenti necessari per tutelarsi, perché dice al posto delle mascherine hanno autentici stracci che non servono a nulla. Dicevo poco fa, la speranza è che tutti quanti i datori di lavoro vadano a dotare i propri dipendenti di tutti questi ausili necessari, indispensabili per tutelare loro stessi e per tutelare anche le persone che entrano al supermercato. E poi ricordo ancora una volta l'importanza di chi entra al supermercato a fare la spesa, non andare tutti i giorni, anche lo stesso Zaia l'ha detto tantissime volte, non andate tutti i giorni a fare la spesa, cercate di limitare al massimo le uscite, andate magari una volta alla settimana, comprate un po' più roba, però ecco, non approfittatene del fatto che potete andare a fare la spesa per uscire quotidianamente e così andare alla fine a non rispettare queste direttive. Per quanto riguarda invece, abbiamo visto prima quel bel video che rivolgeva ai bambini tutti i consigli e spiegava ai bambini il discorso del coronavirus, che cos'è, come si diffonde, si divulga e quant'altro. In realtà c'è tutta una fascia che in questo momento particolare di isolamento viene come dire, coinvolta anche in un momento non certo semplice, molto difficile a livello proprio anche psicologico. Sono gli anziani, sono anche gli adolescenti. Gabriella Basso, la nostra Gabriella Basso, quando ci ha dato conto delle varie denunce che venivano fatte e che sono state fatte a Vicenza, ha detto che c'era questo gruppo di adolescenti che sono stati fermati dai carabinieri e loro hanno detto non ne potevamo più di stare a casa. A loro come si spiega questa necessità così importante di restare a casa? E allora c'è tutto un servizio che è stato avviato da un gruppo di esperti, da un gruppo di psicologi. Vediamo. Tanti di noi abbiamo dato disponibilità e abbiamo pubblicato sul nostro sito aziendale la possibilità ai reparti, a tutti quelli che ci chiederanno, di una consulenza psicologica in situazione di emergenza. Ecco, quali sono le necessità psicologiche prioritarie in questo momento per quanto concerne i sanitari? Allora, per quanto riguarda chi è in prima linea, la grande angoscia di venire infettati, la grande angoscia e paura di portare il virus a casa alle proprie famiglie e soprattutto l'attenzione di questo nemico invisibile che crea tanta paura e quindi anche tanta angoscia. E diamo una copertura per tutte le giornate della settimana.
Siamo preparati, abbiamo fatto corso di formazione intorno alla psicologia dell'emergenza, c'è un approccio psicoterapico che si chiama EMDR, che è una tecnica che si utilizza nei casi di trauma o nei casi di forte stress. In questo momento questo nemico invisibile sta creando tanta angoscia all'interno delle famiglie, quindi tanti timori, c'è chi aumenta con disturbi di tipo ossessivo-compulsivo e quindi la tensione cresce ed essere chiusi in casa, non poter uscire con questa tensione a volte può diventare esplosivo. Che consigli pratici si sente di dare ai trevigiani e ai veneti? Approfittiamo di questo momento, è come se la vita ci chiedesse di fare una pausa, un pit stop, stiamo un po' più tranquilli, riflettiamo un po' di più, facciamo un'analisi un po' di tutto quello che facciamo nella quotidianità e aumentiamo i nostri livelli di consapevolezza, che vuol dire come ci comportiamo, come stiamo con gli altri, come possiamo migliorare la nostra vita. I ragazzi, i bambini, gli adolescenti, come stanno vivendo questo momento? Beh, gli adolescenti stanno negando un po' la cosa, io ho 2 figli adolescenti, sono preoccupati, sono angosciati, ma stanno avendo quell'atteggiamento superficiale, cioè apparentemente superficiale, come dire la cosa non ci tocca, non ci riguarda, però si sente che sono preoccupati. Ai bambini va spiegato tutto al loro livello e con le giuste parole, ma gli va spiegato che comunque si sta affrontando una situazione di emergenza, che facendo le cose giuste si può anche, come dire, si può soprattutto essere positivi. E gli anziani? Gli anziani è il vero problema, perché se gli adolescenti riescono in qualche modo a rapportarsi tramite i social, sono in continua comunicazione, si guardano, si vedono attraverso le chat, eccetera, eccetera, agli anziani in questo momento sta mancando il canale di socializzazione principale, che per esempio uscire, andare a prendere il pane, il giornale, incontrare gli amici, farsi una partita a carte. Ecco, dovrebbero cercare di utilizzare più anche loro i social e cercare, come dire, di implementare in altro modo le forme di socializzazione. Insomma, abbiamo visto ci sono tante poi opportunità che si trovano utilizzando anche il web, anche internet, per davvero far sì che i giovani soprattutto, ma non solo, si sentano meno soli, e tutti i comuni, tutte le amministrazioni cercano di attuare e attivare misure specifiche di controllo. Lo stesso andiamo a Vicenza per esempio, perché nei giorni scorsi il sindaco Francesco Rucco, nonché presidente della provincia di Vicenza Francesco Rucco, aveva preso determinate misure di sicurezza, cominciando proprio con la chiusura dei cimiteri. Poi questa misura tra l'altro è stata ripresa da più comuni un po' in tutta la provincia, e tante altre misure che sono prese proprio per cercare di arginare e limitare al massimo qualsiasi contagio da Covid-19. Pulire, sanificare, partita in queste ore un'operazione di pulizia di Vicenza. Già nei giorni scorsi l'amministrazione aveva incrementato il lavaggio delle strade, ma con il coronavirus non si scherza, e al lavaggio semplice si è deciso con AIM di partire con una pulizia più profonda e igienizzante, con un prodotto scelto con l'ufficio igiene, di strade, ma soprattutto di marciapiedi. Controlli più serrati invece verso i furbetti delle uscite facili, 5-6 le pattuglie della polizia locale sul territorio, più le altre forze dell'ordine impegnate per far rispettare il decreto. La centrale operativa della polizia locale è stata rafforzata con 3 turni da 3 persone per rispondere alle centinaia di telefonate, anche di richieste di informazioni che arrivano dalla cittadinanza. In 5 giorni sono state quasi 3.500 le telefonate arrivate al centralino della polizia locale. Nella giornata di lunedì sono stati più di 400 i controlli, 4 le persone denunciate e un pubblico esercizio sanzionato. Il sindaco Rucco, in auto con la polizia locale, ha voluto fare un giro per la città e i quartieri per verificare di persona eventuali violazioni al decreto e sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza.
In una città sempre più deserta si cerca di trovare soluzioni e modalità che siano di supporto al personale sanitario e ai cittadini, dalla destinazione di una parte del parcheggio di Via Rodolfi, oggi tutto per gli utenti, al personale sanitario. I cittadini potranno parcheggiare sul lato del parcheggio verso Parco Querini e Via Fratelli Bandiera. Inoltre si sta ragionando sulla possibilità di prorogare gli abbonamenti delle strisce blu, una città che si adegua all'emergenza anche negli eventi. Per quanto riguarda gli eventi culturali, naturalmente fino al mese di maggio sono tutti rinviati a data da destinarsi. Spero che già dal mese di giugno possa riprendere l'attività normale per la rivitalizzazione del nostro centro storico e dei nostri quartieri, per poter organizzare eventi culturali per tutta la cittadinanza. Lunedì il decreto Cura Italia che ha messo appunto sul piatto 25 miliardi di euro per rilanciare, per aiutare tutte le categorie, tutti gli elementi, da cominciare dalla sanità proprio italiani ad affrontare questo momento così difficile, e allora è intervenuta sulla questione anche la Confartigianato. Premesso che il testo che abbiamo in mano non è ancora il decreto finale, per cui dovremo valutare quando veramente verrà fuori il testo ufficiale, alcune cose che abbiamo richiesto sono ricomprese in questo decreto, e faccio riferimento al fermo degli pagamenti di ieri, che vengono prorogati al 31 di maggio e con la possibilità di avere anche delle dilazioni di pagamento. Poi il rifinanziamento del Fondo Centrale di Garanzia, un'altra delle cose che noi chiedevamo, con l'estensione poi anche della garanzia fino all'80%. E poi anche lo slittamento della moratoria dei mutui che andrà fino al 30 di settembre, anche questa è una cosa che noi chiedevamo e che va nel verso degli aiuti alle imprese. Adesso ci attendiamo però degli aiuti con i prossimi decreti, come già ci è stato detto che ci saranno dei decreti susseguenti in base alle necessità che verranno avanti, di avere un sostegno per le partite IVA, per i piccoli imprenditori che in questo decreto non sono ricompresi. Ci attendiamo inoltre anche che ci siano delle iniezioni di liquidità nel sistema, perché a fine di questo percorso, che finirà sicuramente questo momento di grande crisi, che ci sia la possibilità di ripartire con una forza finanziaria importante. Ecco, si diceva durante questa nostra diretta che sono partiti tutti i controlli anche proprio da parte dello Spisal nelle aziende di tutta la regione. Si è cominciato e si sta cominciando con quelle con un maggior numero di dipendenti, per andare poi via via calando con quelle con un numero minore di dipendenti. Vediamo. Abbiamo iniziato subito ieri e stanno proseguendo ovviamente in questo giorno, in questa giornata. Diciamo che oggi ne abbiamo molti di più. 2 le aziende già controllate sul territorio dell'Uslotto, una cartiera e un'azienda della grande distribuzione. Si parla di attività con un numero di lavoratori tra i 270 e i 1000. Il criterio scelto infatti al momento è quello di verificare l'applicazione del decreto nelle aziende con maggior numero di dipendenti, ma poi si arriverà anche quelle più piccole. Controlli nel Vicentino scattati come da richiesta dalla regione e che hanno come punto di partenza le segnalazioni che sono arrivate allo Spisal, magari dagli stessi lavoratori piuttosto che dai sindacati. Il personale che entra nell'azienda deve capire se il datore di lavoro ha attivato i punti previsti nel DPCM del 14 marzo, quindi innanzitutto se c'è un'organizzazione e poi si fa un accesso negli ambienti di lavoro per valutare fondamentalmente la presenza appunto del mantenimento delle distanze o l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Nel momento stesso in cui si presentano in azienda, già questo e come vengono accolti dall'azienda è già sintomatico di come il datore di lavoro si è attivato. Aziende che se non riescono a garantire le distanze previste tra i lavoratori e le dotazioni necessarie dovranno rivedere le modalità di lavoro, i turni, se non arrivare a sospendere l'attività, ma c'è già chi ha fatto delle scelte comunicandole allo Spisal. Diciamo che riceviamo anche comunicazioni di aziende che chiudono, che hanno deciso di chiudere. Da quello che abbiamo potuto verificare è che le aziende si sono molto attivate per concedere il telelavoro e poi per concedere le ferie, anticipare le ferie, i congedi a chi li ha richiesti.
Quindi questa è una nota molto, molto positiva che appunto sottolinea soprattutto il senso di responsabilità che hanno tanti datori di lavoro nei confronti dei propri dipendenti e nei confronti anche ovviamente proprio di loro stessi. E continuano ad arrivare messaggi di persone che chiedono, appena hanno sentito che le mascherine verranno distribuite ai vari comuni, stanno già chiedendo dove, come, quando trovarle. Ci penserà ogni comune ad avvertire, a dare via proprio questa distribuzione, quindi portate pazienza, oggi portate pazienza, senz'altro già da domani mattina saranno distribuite. Non sappiamo ancora le esatte modalità, abbiamo ricevuto questa nota che abbiamo letto praticamente insieme, l'ho letta proprio mentre la leggevo a voi, la nota che era arrivata dalla Regione del Veneto, nello specifico dell'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottaccini, qui diceva che verranno portate ai vari comuni e saranno gli amministratori assieme alla protezione civile e alle associazioni di volontariato che si impegneranno a distribuire il tutto. E adesso invece torniamo alla questione della spesa, questa spesa che cambia anche un po' il modo di essere fatta, tanta la spesa online, ma nel carrello come sempre vogliamo capire, perché siamo curiosi, vogliamo capire cosa entra in questi giorni. Melanzane tonde, viene sparato, viene indicato il peso effettivo della merce e dopodiché viene depositato nella busta adeguata. Ti manca la piadina e l'hamburger. Pace. Abbiamo finito il lievito perché tutte le donne cucinano in casa. Quasi tutte. È un vero e proprio boom della spesa online nelle ultime 2 settimane. È triplicato il volume delle vendite, una vera rivoluzione del modo di fare la spesa nel rispetto delle norme più restrittive ora in vigore. Molti i vantaggi: si riduce il numero di uscite da casa, evitando inoltre di sottoporsi alle nuove disposizioni igieniche. Al di là del problema contingente, sicuramente il risparmio di tempo, si fa l'ordine da casa, poi si trova la cronologia degli ordini, quindi è facile anche ripetere l'ordine perché bene o male Il cliente può da casa gestirsi la spesa a suo piacimento. Abbiamo 14.000 articoli e i prezzi sono sempre gli stessi naturalmente, sia che si acquisti in punto vendita sia che l'acquisto venga fatto con la spesa appunto online. Abbiamo anche da 5 mesi a questa parte il servizio di consegna a domicilio, molto richiesto specialmente in questo periodo, e consegniamo su 10 comuni della zona del Vicentino. Ma come sono cambiati le abitudini di spesa dei consumatori? Quali sono i prodotti più richiesti in questo momento? La mucchina che non c'è più, l'alcol e tutti i disinfettanti. Io in realtà devo fare la spesa per i miei genitori, quindi l'ha cambiata nel senso che devo andare a prendere per loro la spesa, tutto qua. Quindi un aiuto proprio aderendo all'invito del governo di aiutare le persone più deboli a partire proprio dei propri genitori. Sì, non ho alternativa. È necessario perché sennò loro non possono uscire e quindi devo farlo io. Dalla colazione che non si può più fare al bar al mattino, fette biscottate, marmellate e via dicendo, e inoltre i classici prodotti poi di lunga conservazione, pasta, riso, latte. Un buon incremento hanno avuto anche prodotti tipo il pesce e anche la macelleria e i surgelati. Compra qualcosa di diverso? Vedo che è una lista lunghissima là. Perché sto facendo la spesa anche per i miei genitori. Prodotti che si sono naturalmente fermati, che hanno rallentato la loro vendita, sono essenzialmente i piatti pronti della gastronomia. Non ho trovato da nessuna parte le mascherine, per cui faccio velocissima. Fa velocissima, però almeno abbiamo visto che ha cercato almeno di coprirsi, di proteggersi per tutelare sia se stessa che anche tutte le persone che va a incontrare. Tante le attività che sono state proposte anche dalla diocesi di Vicenza e allora vediamole assieme. Anche il Vescovo di Vicenza invita domani, giovedì 19 marzo, alla preghiera del Rosario in tutte le case degli italiani. Alle ore 21, nella festa di San Giuseppe, tutta la Chiesa italiana vuole unirsi in questo momento di preghiera. San Giuseppe, patrono dei papà, delle famiglie, della Sacra Famiglia, ma anche di tutta la Chiesa, perché ci liberi da questo male. Le campane nella diocesi di Vicenza suoneranno a distesa in tutte le chiese alle ore 21 per richiamare a questo momento di preghiera e dare un segno di fiducia e di speranza.
Invitiamo tutti i fedeli a mettere alle finestre delle loro case un drappo bianco e una candela accesa. C'è anche una proposta per i più piccoli. Sul sito della Diocesi di Vicenza trovate questo disegno da colorare e da completare. È la Madonna di Monteberico, la nostra Madonna. I bambini sono invitati a disegnare sotto il manto della Madonna la loro famiglia, i loro cari, per chiedere anche in questo modo la protezione della Vergine. Il Vescovo di Vicenza sarà in diretta su Radio Oreb dalle ore 20 per preparare a questo momento di preghiera che potrà poi essere seguito sulla stessa emittente cattolica. Bene, io prima di salutarvi ricordo alle 17 l'appuntamento con Zumba, Tai Chi e ginnastica dolce, poi alle 18 invece in diretta dal Santo di Padova la messa che appunto puntualmente viene trasmessa su Rete Veneta. Grazie per essere stati con noi, un buon proseguimento di giornata.